Sembrano questioni di lana caprina, diceva qualcuno, ma sono nodali non solo dal punto di vista metodologico, come giustamente Roberta le ha messe, no? Ma anche proprio dal punto di vista operativo. Lei ha parlato soprattutto di beni immateriali perché ha questa deformazione come... Io però vorrei aggiungere un elemento di riflessione ulteriore. Tu hai giustamente tracciato il quadro della questione normativa in Italia. Il problema che io mi posi tanti anni fa alle origini di tutte le cose fatte dopo era proprio questo. Lo Stato ha tutelato, talmente tutelato che, e capisco, perché è un problema gigantesco, adesso poi ce lo spiegherà anche Giuliana Ferrara successivamente e probabilmente ce lo spiegherà anche Siena che tutela, deve tutelare. Allora, però io allora pensai, ma caspita, dobbiamo metterci dalla parte della valorizzazione, perché se non valorizziamo la tutela, ma questa riflessione avveniva proprio all'interno, no, di una gestione provinciale in cui a un certo punto dissi, ma insomma io non ho niente in contrario a darlo a un privato che mi metta a posto questa cosa, perché c'è una legge nazionale che dice che il privato che si prende questa cosa, ed è nazionale, neanche locale, poi è tenuto ad aprire questa cosa al pubblico tot giorni, in tale ora, Caspita, vogliamo valorizzare? No, adesso non è che poi con questo voglio dire che qualsiasi bene possa essere preso da un privato, no. Però ci sono delle situazioni in cui se un privato interviene ti fa un grandissimo regalo nella valorizzazione di un bene, perché l'obiettivo è quello di avere la tutela, ma di valorizzare, e del resto l'ecomuseo è proprio per la valorizzazione. Mi ricordo le riflessioni che facevamo ancora con Maurizio Maggi in Piemonte, quando nelle valli sperdute mi diceva, vedi, se qui non valorizziamo qualcosa la gente se ne va. Eravamo a quel punto, la gente se ne va perché non c'è niente. Non c'è niente che sia valorizzato. Allora, adesso procediamo, scusate. No, ma è perché sono elementi importanti per dopo. Allora, no, pensavo... No, niente, adesso allora subito la parola a Dicorato, Icom Italia. Sì, ce l'hai? Grazie mille. I tempi te li do io, c'hai l'orologio? Ho un orologio biologico. Cercherò di rimanere nei 15-20 minuti che mi sono stati dati. Sì, io rappresento un punto di vista evidentemente diverso oggi, che è quello del museo. Sono il direttore generale della Fondazione Musei Senesi, che è una fondazione che gestisce 43 musei su un territorio complesso come quello della provincia di Siena, e ringrazio moltissimo Maurizio per l'invito all'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, perché mi permette oggi di fare un'altra... No, sto benissimo qui, grazie mille. No, mi piace stare sull'angolo, sono in museo io oggi, quindi giusto che faccia l'angolista. Perché? Perché da un po' di tempo stiamo cercando di capire come cambiare, come integrare dinamiche diverse rispetto a quelle tradizionali del museo, in cui la tutela si incrocia con la valorizzazione, in cui diciamo, la dinamica è più rigida, meno mobile, meno diciamo, variabile rispetto a quello di cui stiamo parlando stamattina,
ma sono qui anche per cercare di dirvi che cosa stiamo imparando dalla dinamica ecomuseale, dalle esperienze con le quali abbiamo avviato un confronto già dal novembre del 2010 con un seminario che ha visto la presenza fra gli altri di Maurizio, di De Varin e di tanti di voi, per cercare di mutare il nostro modello museale di riferimento. Qui poi Maurizio mi ha chiesto di portare anche il punto di vista di ICOM. Io faccio parte del direttivo appena rieletto da qualche mese di ICOM Italia. Qui con noi c'è anche Silvia Mascheroni, che saluto, che è consigliere nazionale con me in questa nuova avventura del prossimo triennio, e mi ha chiesto di parlarvene perché proprio nel 2016 Milano e l'Italia ospiterà la conferenza mondiale, quindi la General Conference di ICOM, e partirò proprio da lì perché la General Conference di ICOM sarà dedicata ad un tema particolarmente caro a tutti noi, che è musei e paesaggi culturali, quindi diciamo dedicato all'idea che un museo possa finalmente aprirsi a quelle nuove funzioni che a nostro avviso ormai gli sono proprie e sono quasi inevitabili, che sono quelli di non occuparsi solo delle collezioni che sono chiamati a conservare, a tutelare, con l'aiuto delle soprintendenze ovviamente, ma anche ad aprirsi ai contesti dai quali quelle collezioni provengono. Non dobbiamo dimenticarci che i musei in Italia sono prevalentemente pubblici e per il 45-50% ormai, almeno dai primi dati informali che emergono dall'ultimo censimento Istat MIBAC, sono prevalentemente civici e quindi sono prevalentemente di dimensioni medio-piccole o piccole, ovvero sia stiamo parlando di musei che difficilmente superano i 1000 metri quadri e che difficilmente sono frutto di azione di collezionismo, ma sono sostanzialmente, come diceva Andrea Emiliani, si formano come le pozzanghere dopo il temporale, cioè cercano di raccogliere quello che rimane di una comunità, quello che una comunità magari ritiene di pregio e cerca di tutelare all'interno di un luogo che può tutelare, proteggere, ma anche a volte valorizzare. Viva Dio, grazie alla diffusione dei servizi educativi, viva Dio, grazie anche ad un'azione ormai capillare e un po' meno rigida rispetto ad un tempo. Quindi nel momento in cui i musei civici, i musei locali raccolgono testimonianze del territorio, oggi è sempre più evidente che il ruolo dei musei civici è anche quello di riconnettere quelle testimonianze al territorio e riattivare le sinapsi che ricongiungono quello che i musei conservano ai luoghi dai quali quegli oggetti provengono. E quindi in qualche modo un museo che non solo si occupa, come si diceva poco fa, delle sue collezioni, ma diventa anche il presidio territoriale di riferimento per l'interpretazione di quelle collezioni alla luce dei luoghi dalle quali provengono e dei contesti che li hanno determinati nel tempo. Certo che l'Ecomuseo si occupa del passato prossimo e del presente e probabilmente, spero, sempre di più del futuro, perché se c'è un tic che a volte l'Ecomuseo ha e che prende dal museo è proprio quello di concentrarsi su a volte un mondo della nostalgia che in realtà invece dovrebbe essere proiettato verso il presente e verso il futuro, cioè dovrebbe essere seduto in quel sedile del treno che guarda verso le terre che stanno per arrivare, insomma, che guarda verso ciò che abbiamo di fronte e non ciò che abbiamo alle spalle, abbiamo appena passato. Il tema scelto da ICOM ovviamente non può prescindere dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'idea che finalmente con quell'atto del 2000 il paesaggio è finalmente qualcosa di diverso. Cito solo il preambolo della Convenzione, quando dice: il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea. Ecco, quindi l'idea di un paesaggio con una visione probabilmente pluridimensionale, in cui
più che altro cercheremo di dare delle risposte a delle domande eterne, come evidentemente qual è il ruolo del museo e a questo punto anche dell'ecomuseo in una dimensione così complessa come quella del paesaggio, che ormai tiene tutto in sé, no? Anche perché in Italia paesaggi naturali probabilmente sono pochissimi, tutto il paesaggio è culturale perché è frutto dell'antropizzazione e quindi forse è interessante utilizzarlo anche come paradigma comune per cominciare a definire un'immagine comune. Quindi questa è la sfida. Dal punto di vista operativo, guardo Silvia per chiederle un aiuto se mi dimentico qualcosa, si è costituita in questi giorni una commissione di studio sul tema. È una commissione aperta a tutti coloro che ne vogliono partecipare, evidentemente. È presieduto da Daniele Giallà e in questo momento sta facendo un censimento, sta facendo un inventario innanzitutto bibliografico e un inventario in termini di tutti coloro che vogliono partecipare alla definizione del progetto e del tema, quindi ad integrare il tema con le proprie riflessioni. Mi sento di poter dire, Silvia, che è aperto a tutti voi, e il contributo ecomuseale ad un tema come questo è imprescindibile evidentemente, quindi sarà assolutamente di primaria importanza cercare di trovare anche una dinamica concreta perché si possa sviluppare. Ci sarà una prima presentazione del tema a settembre in Sardegna, in collaborazione con l'Istituto di Studi Etnografici della Sardegna, quindi con Paolo Piquereddu stiamo cercando di capire quale sarà la cornice più adatta, e l'anno prossimo ci sarà una conferenza invece allargata che sarà organizzata con ogni probabilità a Firenze proprio per rimarcare il ruolo della Convenzione europea e quindi per cercare finalmente di allargare ancora più il dibattito e di cominciare a recepire delle testimonianze a riguardo. Alla luce delle riflessioni volevo solo dare un piccolo contributo rispetto a quello che noi stiamo cercando di fare. La Fondazione Musei Senesi è nata come una fondazione di gestione del sistema museale senese. Come vi dicevo, è un sistema piuttosto ampio che corrisponde a circa 43 musei, ormai 44 fra qualche mese, e che dal 2010 ha modificato in modo drastico la sua missione, cercando di trasformarsi sempre di più in un'agenzia per lo sviluppo locale. Io devo dire grazie anche a Hugh De Varin, perché molte delle riflessioni che sono state, diciamo, generative dal nostro incontro hanno portato a dei risultati concreti che oggi sono contento anche di condividere con voi e che mi auguro domani si abbia un po' il tempo per vederli insieme un pochino più nel dettaglio, perché abbiamo cercato di riflettere sul territorio. La fondazione, così come era stata concepita un tempo, era delle dimensioni di una provincia e i musei erano divisi per temi, come se fossero un grande manuale sulla mensola di una libreria. Cioè, la fondazione era divisa per musei storico-artistici, antropologici, archeologici e scientifici, prescindendo totalmente dal territorio. Il grande lavoro che abbiamo fatto è stato quello di riorganizzare tutto il nostro lavoro invece in base alle caratteristiche dei singoli territori che compongono la provincia di Siena. Quindi abbiamo territorializzato la Fondazione dei Musei Senesi, l'abbiamo per così dire distrettualizzata e abbiamo iniziato a riflettere proprio a partire da un nuovo problema di scala. Non si può certo pensare di gestire il patrimonio culturale di un territorio provinciale, come si diceva prima, si può provare a cominciare a pensare al Chianti, alla Valdelsa, alla Valdorcia, alla Val di Chiana, pur sapendo che anche queste sono dimensioni territoriali piuttosto cospicue e quindi che poi ci devono costringere ad uno sforzo di riduzione ulteriore di scala per andare poi a riflettere sui singoli contesti territoriali e quindi di scala comunale o su diciamo, la scala interna ancora più piccola che è quella delle frazioni e dei contesti microlocali. Quindi abbiamo cercato di lavorare per, da un lato, come vi dicevo, definire nuove dinamiche operative, quindi far sì che i musei ragionassero per esempio in logica interdisciplinare tra di loro all'interno del territorio e quindi non più in logica esclusivamente tematica, e che i musei, come diceva poco fa la nostra coordinatrice, che cominciassero a ragionare dialogando col mondo delle imprese,
e quindi che finalmente fossero in grado di attrarre investitori locali che potessero condividere risorse, ma anche innestare investimenti economici nella gestione dei musei, perché questi musei non fossero più solo assistiti, ma fossero anche un'occasione di sviluppo economico territoriale. Abbiamo iniziato a lavorare innestando con un cambiamento statutario delle dinamiche di partecipazione con il territorio, istituendo quello che abbiamo chiamato le consulte territoriali, che sono degli organismi che ci possono aiutare a definire la programmazione a partire dai territori, cioè a partire da un tavolo in cui ci sono gli amministratori, ma ci sono anche le associazioni, ci sono anche i gruppi informali che si costituiscono nel tempo e spesso muoiono e rinascono sotto altre forme, quindi che hanno una dinamica molto, molto complessa ma molto affascinante, per cominciare a definire a partire dal territorio quali sono le necessità di questa grande parola che è la cultura, ma che però dentro di sé contiene tantissimi elementi. È come dire bosco, no? È un nome sicuramente un nome composito che è fatto di tanti alberi, e l'idea era quella di cominciare a considerare ogni essenza che fa parte del territorio. Abbiamo iniziato a lavorare sul volontariato, abbiamo cercato finalmente di definire una nuova missione e poi di definire dei sistemi di misurazione, come diceva sempre la nostra CER. Nel nostro caso non è un bilancio sociale, ma è un bilancio di missione. Siamo andati a vedere se effettivamente realizziamo quello che diciamo di dover realizzare. Ecco, l'esperienza che ci ha avvicinato al contesto ecomuseale e al contesto del catalogo o dell'inventario è stata appunto un'esperienza sul Chianti, che ha visto il coinvolgimento di molti di voi, almeno alcuni di quelli che vedo in sala, che è partita con l'aiuto di Sandra Becucci e che ha portato all'idea di riprendere un percorso interrotto che era quello dell'Ecomuseo del Chianti. Abbiamo formato con un corso dei mediatori, abbiamo affidato il coordinamento, dividendo il Chianti sul territorio dei 4 comuni, a dei facilitatori, abbiamo lavorato in modo intenso su 4 comunità, abbiamo ottenuto degli scarsissimi risultati. Si può dire, io credo che bisogna anche parlare dei risultati negativi, perché altrimenti non c'è alcuna possibilità di crescere, ovvero sia su 4 gruppi di lavoro solo uno, forse è un buon risultato, solo uno ha portato a qualche cosa di effettivamente molto, molto soddisfacente, tutto il resto invece si è arrestato. Si è arrestato perché ci siamo accorti che probabilmente il progetto era top down, quindi era un progetto che era istituzionalizzato, veniva dall'alto, non rispondeva alle esigenze del territorio in questo senso, se non in un unico caso, che poi è stato un caso interessante perché era una microcomunità assolutamente avulsa rispetto al comune di riferimento e che quindi si è sentita valorizzata e non esclusa, e quindi questo è il meccanismo che ha prodotto il risultato positivo. Però spesso dagli errori magari qualche cosa si impara, e allora abbiamo cercato di capire come da realtà fortemente istituzionalizzata, quindi una fondazione pubblica, potessimo dare un contributo effettivo a partire non più da un percorso ecomuseale con il metodo delle mappe di comunità, ma da qualche cosa di diverso. Un modello, se volete, ibrido, quanto ibridi siamo noi, ed una nuova strada. Siamo partiti proprio dal censimento, abbiamo ripreso i testi del nostro padre fondatore, come oggi Jung è sicuramente e costantemente citato, e siamo ripartiti dall'inventario. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un gruppo di lavoro in cui abbiamo preso degli esperti, ma non degli esperti chiamati dall'esterno, abbiamo preso dei giovani laureati del territorio, quindi che avevano sia l'expertise tecnica che però l'appartenenza, la radice nella comunità di riferimento. Abbiamo costruito con loro una scheda, abbiamo definito con loro una serie di categorie e di sottocategorie, li abbiamo formati e abbiamo chiesto loro di cominciare a catalogare il patrimonio culturale della loro area di riferimento in collaborazione con le comunità residenti.
Cioè abbiamo chiesto loro, visto che erano di quei luoghi, fatevi aiutare dai vostri concittadini nella catalogazione del patrimonio e vediamo che cosa ne viene fuori. Abbiamo finanziato a questo punto un'attività di catalogazione sistematica, abbiamo cominciato proprio con Sandra Beccucci, che adesso è sindaco di Monticiano, sulla Val di Merse, quindi abbiamo avuto anche la fortuna di avere un decisore, diciamo, esperto e sensibile al tema, e abbiamo cercato di costruire un sistema di catalogazione che poi abbiamo georeferenziato e che abbiamo utilizzato costruendoci un portale internet intorno e che poi abbiamo messo online. Abbiamo messo online e abbiamo costruito una sorta di ecomuseo online fatto della schedatura e quindi dell'inventario di un patrimonio che per ora in Val di Merse ha 150 schede che stanno per diventare 250 nell'arco di un mese e mezzo, perché abbiamo avviato una campagna di schedatura. Tenete presente che un paese come Monticiano è un paese che ha 3.500 abitanti, in cui la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica ricorda un po' la Landsgemeinde di Appenzello, cioè in cui i cittadini sono presenti costantemente e quotidianamente nella vita pubblica. Ecco, a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto al portale, e qui concludo, un modello di partecipazione diretta alla catalogazione sulla logica Wikipedia, cioè abbiamo cercato di dire queste cose le abbiamo catalogate innescando questo modello ibrido fra giovani esperti del territorio e contributi diretti della comunità. Per l'Ecomuseo di Monticiano della Val di Merse sono stati coinvolti 58 cittadini e il gruppo era di 9 catalogatori, quindi sono numeri anche abbastanza importanti e le schede sono cofirmate dal catalogatore e dal cittadino che ha dato il contributo alla catalogazione. L'inventario corrisponde a schede ma anche a video, ad audio, a un patrimonio di libri digitalizzati, ovviamente fuori catalogo e che possono essere scaricati dal sito, immagini fotografiche. Abbiamo cercato per ogni scheda che abbiamo fatto di mettere il link alla scheda dell'ICCD o della scheda delle banche dati delle soprintendenze oppure delle università laddove erano presenti, facendo sì che la navigazione potesse tener conto anche di quello che era già presente ed era già disponibile per renderlo ancora di più patrimonio collettivo. È ovvio che la georeferenziazione è complessa perché, come diceva chi mi ha preceduto, se sono schede puntuali relative a un monumento o ad un luogo preciso è molto più semplice. Se sono invece beni immateriali o patrimonio diffuso, è molto più complesso lavorare con la georeferenziazione. Lì ci siamo inventati uno stratagemma visivo, ci sono dei puntatori puntuali o dei puntatori che hanno una piccola animazione che fa capire che si sta parlando di un bene diffuso, ma comunque siamo riusciti lo stesso a georeferenziare la scheda. Ovviamente parliamo di tutto il patrimonio culturale materiale e immateriale, patrimonio storico, patrimonio artistico, quello demoetnoantropologico, le ricette. Siamo spinti fino ai suoni, agli odori, ai sapori, quindi lo vedremo se ci sarà un momento, mi sono portato la possibilità di vederlo anche con voi, ed è un tentativo che, chiudo dicendo, stiamo allargando a tutte le altre aree della provincia di Siena. L'esperimento della Val di Merse ci ha permesso di fare un investimento in un format, ci ha permesso di fare un investimento in un portale del quale abbiamo acquisito i diritti e a questo punto abbiamo esteso la ricerca alle altre aree e quindi agli altri distretti della provincia di Siena. E quindi abbiamo avviato altre campagne di schedatura partecipata. Adesso sono partite quelle in Val d'Orcia, è partita quella del Chianti, che poi il progetto del Chianti si è evoluto in quest'altro progetto e ci sta dando grandissima soddisfazione. Sta partendo la Val d'Elsa, sta partendo la Val di Chiana, abbiamo un totale in questo momento di una 35-40 schedatori di comunità, li chiamiamo così, per un totale di circa 1000 schede entro la fine dell'anno. Gli schedatori sono pagati 40 euro a scheda, quindi sono pagati abbastanza bene, direi. No, è fondamentale, bisogna prendersene le responsabilità. Non siamo ricchi, non siamo affatto ricchi, abbiamo fatto una scelta di investimento, abbiamo scelto di investire in questo.
Quindi abbiamo scelto di fare fundraising e di investire in questo. Chiudo dicendo, e qui chiudo veramente perché ho preso 3 minuti in più di quello che mi era consentito, nel dirvi che stiamo pensando al futuro di questo modello. Cioè stiamo cercando di capire come questo modello, scusatemi il termine, ma non bisogna avere pudore di parlare di soldi, credo, visto che adesso si è creato anche un piccolo capannello sulla mia affermazione dei 40 euro, stiamo cercando di capire come aziendalizzarlo questo modello, cioè come fare in modo che l'attività di schedatura, l'attività di questo portale che vedrete e che mi piacerebbe veramente farvi vedere se non avete già visto, possa essere finalizzata al sostegno dello sviluppo locale, facendo in modo che possa essere disponibile anche l'attività di impresa, cioè facendo in modo che i contenuti di territorio possano non solo creare evidentemente consapevolezza, non solo riaccendere, riattivare dei collegamenti interrotti, ma possono essere direttamente funzionali all'attività di un'impresa che voglia essere sostenibile e voglia essere concretamente radicata al suo territorio. E tu lo puoi vendere? In che senso, scusami? Certo, certo. Lo vendiamo in quanto no profit e questa è la differenza. Essendo un istituto no profit, l'idea è quella di vendere sapere, visto che stiamo parlando di industria della conoscenza e di industrie creative, che l'Europa 2020 va verso anche questi temi, vendere expertise, vendere conoscenza per fare in modo che i proventi che ne derivano possano essere reinvestiti nello studio, nell'expertise e nella conoscenza. Abbiamo costruito un modello economico ad hoc, vi ho portato tutti i dati e oggi pomeriggio, domani, insomma, quando sarà, siamo disponibili a condividerli. Grazie. Grazie mille. Mai fidarsi degli orologi biologici delle persone che ti siano, anche se il discorso è molto interessante, ci cattura, però io vorrei, adesso non faccio commenti neanch'io, li facciamo alla fine perché vorrei dare la parola a Giuliana Ferrara, altrimenti non riusciamo a discutere seriamente. Quindi grazie molte a Dicorato.